terminata con il risultato di 2-3 la sfida contro l'Atomo Network. Siamo qui con uno dei protagonisti, Mister Gentile. Le chiediamo subito un pensiero sulla prestazione e poi in particolar modo su Lorenzo Lopez. Nessun minuto nel primo tempo, poi tutto il secondo tempo. Allora, innanzitutto ti voglio correggere perché sicuramente non sono io uno dei protagonisti di questa partita, i protagonisti sono sempre i giocatori. Poi invece per quanto riguarda Lorenzo, all'inizio nel primo tempo mi serviva qualche cosa un pochettino più offensivo, quindi preferivo giocare con due laterali puri, e invece poi nel secondo tempo, quando c'era invece da mantenere un attimino più il risultato, ho optato per fare giocare insieme i due centrali che abbiamo di ruolo, e devo dire onestamente non pensavo che Lorenzo che Lollo giocasse tutto il secondo tempo, poi invece siccome ha giocato benissimo non me la sono sentita di levarlo. Questo doppio centrale quindi possiamo rivederlo in altre partite o sempre adattandosi forse all'avversario? Sì, sicuramente, anche perché non è un vero e proprio doppio centrale, sono due giocatori che hanno caratteristiche difensive, quindi poi magari uno gioca un poco più centrale, uno gioca un pochettino più laterale, però ti dà quella possibilità di essere un attimino più coperto con due giocatori che appunto sono con caratteristiche più difensive. Nel secondo tempo sono arrivati 2 gol in rapida successione con Nesu John e poi la Fiura. Quanto è stato importante dal punto di vista psicologico trovarli forse in un momento così ravvicinato? Sicuramente è sempre molto importante fare gol in qualsiasi situazione. La cosa importante è stata che sono arrivati all'inizio del secondo tempo, dopo che ci siamo fatti un attimino un faccia a faccia con la squadra a fine primo tempo, e siamo parlati chiari. Abbiamo detto che questa partita la dovevamo vincere, abbiamo cambiato sistema di gioco, mentre prima aspettavamo poi siamo saliti un pochettino più alti in pressione, e devo dire che il secondo tempo sicuramente è andato meglio rispetto al primo. Voglio fare comunque i complimenti al Partinico perché ci ha messo veramente in difficoltà, adesso questa settimana gli sono entrati dei giocatori che prima non aveva, sono sicuro che faranno un ottimo campionato. I 0 punti che hanno in classifica sono bugiardi all'inverosimile. Tornando invece alla classifica, prossimo match contro il Monreale Futsal, le chiedo quanto è importante questa sfida, anche perché immagino lei guardi la classifica. Sì, sicuramente è importante questa col Monreale, come sarà importante quella dopo con il Liccarense, come sarà quella ancora dopo con il San Gregorio. Io ai ragazzi una settimana fa gli ho detto adesso noi entriamo in 4 settimane di fuoco, in un mese di fuoco in cui veramente secondo me si può decidere il campionato, o perlomeno siccome sono tutti scontri diretti, vincere o perdere i punti in palio sono doppi, quindi massima attenzione per queste partite. È terminata con il risultato di 2-3 la sfida, questa trasferta a Partinico contro l'Atomo Network. Siamo qui con il capitano Vito La Fiura, autore di 2 gol, e ti chiedo subito di raccontarceli e poi un giudizio sulla prestazione. Allora, intanto buonasera, è stata una partita tosta, ma tosta, risultato in getto fino agli ultimi minuti. E i gol sono arrivati uno sul rimpallo, che sono stato fortunato e bravo a prendere la palla di controbalzo, e uno sulla ripartenza, ho suonato la palla e ho tirato nel secondo palo, fortunatamente la palla è entrata. Partita però di quelle belle toste. Infatti la classifica ha bugiardo del Partinico perché con 0 punti, ma sono una buonissima squadra. Adesso ti chiedo, è stato più difficile il primo o il secondo gol? Perché nel primo aveva una coordinazione un po' precaria, nel secondo invece col sinistro. È stato più difficile il primo perché con la coordinazione precaria che tu dicevi prima è stato molto difficile piegarsi bene per prendere la porta. In questo inizio di campionato hai già realizzato 5 gol. Qual è il tuo obiettivo? Anche perché nell'intervista pre-campionato avevi anche tirato alto. Allora, l'obiettivo mio, sempre personale, è di fare bene ogni partita. Poi se ne arriva 1, 2, 3, o non ne arrivano e la squadra vince, va bene uguale. Noi giochiamo di partita in partita. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Monreale Futsal, una partita importante per quanto riguarda i punti in paio. Chiedo subito un giudizio sugli avversari e poi come la preparerai in settimana. No, gli avversari sono una di quelle squadre con cui ci giochiamo il titolo, una squadra molto preparata, di un mister che conosciamo bene come Davide Sorrentino, che conosco e stimo. È una squadra molto preparata e molto quotata per la vittoria finale. Noi la prepareremo sempre con lo stesso piglio perché per noi gli avversari sono tutti uguali. Noi giocheremo di partita in partita per vincere e poi alla fine tireremo le somme.